Ha suscitato parecchio interesse la manifestazione organizzata dalle ACLI a Lampedusa nel segno dell'integrazione dei popoli. 1 o 2 giorni intensa con diversi appuntamenti che si sono svolti nella piazza centrale dell'isola in via Roma, enogastronomia con degustazione di prodotti tipici locali, spettacoli teatrali, Sedotta e abbandonata, concerto e musica in via Roma e in piazza il concerto cover band dei Pooh eseguito dal gruppo musicale Amici per Sempre. Lampedusa nel segno dell'integrazione con 2 giorni intensissimi di cultura, musica, riflessione. Sì, 2 giorni dedicati a Lampedusa, 2 giorni che ci vedono protagonisti insieme all'amministrazione comunale, al sindaco Nicolini, di un evento che forse è unico nella storia di Lampedusa perché è realizzato i primi di maggio. In effetti il progetto è nato per il 1° maggio, però gli eventi atmosferici hanno determinato uno spostamento di 2 giorni dell'evento e quindi 4 e 5 maggio presenti a Lampedusa nel segno dell'integrazione dei popoli. Un'integrazione che va non soltanto verso ciò che accade a Lampedusa rispetto a un luogo di approdo dei clandestini, ma è rivolto principalmente a Lampedusa, ai cittadini di Lampedusa, e le ACLI con il loro impegno sociale vogliono dimostrare da un lato attenzione al territorio, non soltanto attraverso una presenza nostra con una sede, ma realizzando un evento importante che rappresenta probabilmente l'apertura della stagione estiva, rappresenta un momento di riflessione come diceva lei, ma rappresenta principalmente un esempio che vogliamo trasferire ai lampedusani di come si possono realizzare degli eventi importanti anche essendo fuori da questo contesto, dimostrazione che ci vuole tanto coraggio, ci vuole impegno, ma ci vuole principalmente passione nel realizzare le cose, nel realizzare fatti concreti e non aspettare che gli altri magari con il loro impegno realizzino qualcosa in questa terra. Lampedusa è stata animata in questi 2 giorni, animata di musica, di cultura, ma di riflessione su un tema, quello dell'integrazione, e ha raccolto il favore dell'amministrazione comunale che è stata presente ad ogni iniziativa. Sì, abbiamo inaugurato la stagione estiva con questa iniziativa delle ACLI che è arrivata proprio al momento giusto in cui Lampedusa aveva bisogno di svegliarsi dall'inverno e cominciare ad aprire le porte ai turisti.